Ben ritrovati amici dell'atletica. Ancora grandi prestazioni per Sintaku Vissa negli stage. Stavolta a Oxford è scesa a 4,8,72 sui 1.500 battendo, anzi abbattendo lo storico record regionale di Marzia Gazzetta. 4,13,48 del 1990. Non paga, 3 ore più tardi si è schierata alla partenza dei 5.000, piazzando un crono di 17,8,90 che è secondo solo al record di Silvia Sommaggio, che nel 95 corse la distanza in 15,20,89. La Vissa è di origini etiopi ma abita a Bertiolo ed è cresciuta nell'Atletica 2000 Codroipo. Quest'anno ha anche stabilito il record regionale degli 800 con 2 minuti 1 secondo 06 ed è abbastanza prevedibile che parleremo ancora di lei in una stagione che si preannuncia stellare. È la 19ª Corri Trieste, la gara più veloce d'Italia. Vittoria di Niacundi e Federica Bevilacqua. 8 velocissimi giri da 1250 metri hanno assegnato la vittoria al keniano Dickson Simba Niakundi, vincitore dell'ultima Stramilano, che con 28,47 firma la miglior prestazione sul suolo italiano del 2022 e precede 2 connazionali, Bambua Bernard Musau e Maritim Filimon Kipkorir. Quarto e primo italiano Yassine El Fatawi in 29,15. Primo regionale Simone Spessot, Promoran Trieste. Nono. Al femminile netta vittoria di Federica Bevilacqua, Trieste Atletica in 36,13, che precede Chiara Pianeta, ASD Team KM Sport 37,42 ed Elisa Turolo Sportiamo terza in 40,15. È una grande emozione coronare tanto lavoro con questo risultato, ha detto la presidente di ASD Promoran, Silvia Gianardi. In un torrido weekend si sono svolti a Maiano i campionati regionali individuali assoluti. 2 giornate bollenti hanno contrassegnato questi campionati, organizzati dalla locale Libertas del presidente Luca Snaidero. Enrico Sacomano Malignani fa il suo compitino e vince il disco con 55,61 m, imitato dal compagno di team Davide Vattolo, che nel martello scaraventa a 62,93 m. Degne di nota anche le prestazioni di Gabriele Cernigoi, Malignani Libertas, 14,55 sui 110 ostacoli, di Emiliano Brigante, Trieste Atletica, 42,48,13 sui 10.000 marcia, della 4% del Malignani Libertas, Coren, Bovino, Onsel e Cernigoi, prima in 41,66 e di quella femminile della Triveneto Trieste, Grio, Longo, Bernes e Missori in 48,78 e di Metasterni, Bora Atletica sui 100 ostacoli in 14,22. Saragostinis, Bruniera Friulintagli sale a 3,70 m, nell'asta Isabella Martinis, Malignani Libertas si afferma nel martello con 53,43 m. Cesare Caiani, Bruniera Friulintagli, Matteo Spanu, Malignani Libertas e scontro di livello e lo junior della destra tagliamento mette in tasca il titolo dei 1.500 in 3,49,88 precedendo l'Udinese che chiude in 3,51,60. Buono anche il 14,28 dello junior Simone Coren sui 110 ostacoli. Ed ecco gli altri vincitori e vincitrici dei titoli regionali. 100 metri Michael Fichera, Triveneto Trieste e Valentina Lucchese, Bruniera Friulintagli. 200 metri Marco Miceli, Trieste Atletica e Margherita Urti, Cus Trieste. 400 metri Andrea Chiarvesio, Malignani Libertas e Margherita Urti, Cus Trieste. 800 metri Andrea Lamparelli, Malignani Libertas e Francesca Menotti, Libertas Friul Palmanova. 5.000 metri Federico Bais, Malignani Libertas e Denise De Franceschi, Cus Trieste. 3.000 siepi Daniele Torrico, Trieste Atletica. 400 ostacoli Matteo Ierep, Libertas Grion Seremanzacco ed Elisa Battistoni, Malignani Libertas. Marcia 5.000 metri Elisa Raia, Cus Trieste. Staffetta 4x4 GS Natisone con Emanuele Brugnizza, Iera Citano, Giuliani e Lorenzo Brugnizza. E Triveneto Trieste Giordano Fissore, Zeri
Imperiale Basilisco. Salto in alto Enrico Cattaruzza, Equipe Athletic Team, Federica Dovier, Malignani Libertas. Asta Alessandro Padovan, Bruniera Friuli Intagli. Lungo Nicola Berti e Caterina Groaz, Bruniera Friuli Intagli, che si ripetono anche nel triplo. Peso Giovanni Sordi, Bruniera Friuli Intagli e Matteia Tavkar, Bor Atletica. Disco Marilena Visintin, Bruniera Friuli Intagli. Giavellotto Claudio Pugnetti, Gemona Atletica. Nella gara vinta dall'azzurro Mauro Fraresso, Fiamme Gialle con 67,42 metri. E Asia Nicodemo, Bruniera Friuli Intagli. 110 e 100 ostacoli allievi, infine ad Andrea Dadalt, Atletica Gorizia, e Giovanna Girardi, CUS Trieste. 12 ori, 5 argenti e 3 bronzi sono il bottino del Friuli Venezia Giulia ai campionati europei master non stadia di Grosseto. La stella è Alessandra Gratton, monfalconese della Tinegge Staranzano, che nella categoria F60 è salita per 4 volte sul gradino più alto del podio. 5 km corsa e maratonina, sia individuale che a squadre. Anche Elena Cinca, F50 dell'Atletica Bruniera Friuli Intagli, ha incrementato il suo curriculum internazionale nella marcia con 2 ori nella 10 e nella 20 km a squadre e con 2 argenti individuali sempre nella 10 e nella 20. Giuseppe Saponaro, Bruniera Friuli Intagli, porta a casa un oro nella 10 km marcia a squadre, un argento nella 10 individuale e un bronzo nella 30 individuale. Dal punto di vista tecnico, le cose migliori sono la vittoria di Ruggero Dascanio, Master Trieste nei 10 km marcia, M35 in 53,29 con oro annesso nella competizione a squadre, e il record italiano di Maria Cristina Fragiacomo, F80 dell'Atletica Aviano nella corsa 5 km in 35,41. Si sono anche imposte Erika Bagatin della maratonina udinese nei 5 km a squadre F45 e Danila Medizza F60 della Trieste Atletica nel Nordic Walking 10 km. Secondi posti per Vanna Vannini F65 dell'Atletica Aviano nei 10 km a squadre, per Fabio Badaloni M65 della Trieste Atletica nel Nordic Walking 5 km e per Gabriella Bandelli della Trieste Atletica nel Nordic Walking M65 5 km. Infine il bronzo di Laura Maria Porcelli della Trieste Atletica nel Nordic Walking F55 10 km. È stata presentata al Polifunzionale di Latisana la terza edizione della Team Entran 10K, primo Memorial Enea Codotto e primo trofeo Dino Selva. La competizione, che si correrà domenica 29 maggio con partenza e arrivo in via Indipendenza, è stata illustrata nei dettagli da Maria Rosa Vazzana. L'Athletic Club Apicilia potrà contare sul patrocinio dei comuni di Latisana e di Ronchis e sulla collaborazione di alcune associazioni sportive e sociali del territorio. Presenti Maddalena Spagnolo in rappresentanza della Regione, l'assessore allo sport del comune di Latisana Carlo Tria, l'assessore alla sicurezza e protezione civile del comune di Ronchis Claudio Gigante, il presidente dell'ente di promozione sportiva AIX Friuli Venezia Giulia Giorgio Mior, il presidente dell'Associazione Carabinieri di Latisana, maresciallo Giovanni Doretto, che ha riferito sul primo memorial medaglia d'oro al valor militare Enea Codotto, 26enne carabiniere di Gorgo di Latisana, caduto in uno scontro a fuoco con alcuni terroristi il 5 febbraio 1981 a Padova. Il premio sarà assegnato al primo atleta dei gruppi sportivi delle Forze Armate e delle Forze di Polizia giunto al traguardo. C'erano inoltre il consigliere delegato allo sport del comune di Ronchis, Alessandro Guerin, che ha riferito sul primo trofeo Dino Selva, ultramaratoneta di Ronchis, del quale si celebra quest'anno il centenario della nascita, che sarà assegnato al primo che transiterà al Giro di Boa. I presidenti della Pro Latisana, Pietro De Marchi, e quello della Consulta dello Sport del Comune di Latisana, Lino Ceciliot. Testimonial ufficiale della Team Entran 10K il campione paralimpico e mondiale di nuoto, il latisanese Antonio Fantin, che ha mandato un videomessaggio augurale all'Athletic Club Apicilia per il buon esito della manifestazione. La gara avrà una vernice sabato con la Team Entran Kids per bambini dai 6 agli 11 anni che si correrà alle ore 18 al Parco Gaspari. L'agonistica invece scatterà, come detto, domenica alle 9:30 da Piazza Indipendenza. Anche i non agonisti
protagonisti potranno iscriversi partecipando alla camminata ludico-motoria sulla stessa distanza di 10 km, il cui ricavato sarà devoluto all'Associazione Sclerosi Laterale Amiotrofica di Pordenone. L'obiettivo del presidente dell'Athletic Club Apicilia, Salvatore Vazzana, e delle istituzioni che lo appoggiano è quello di portare i concorrenti alla scoperta del territorio, della bellezza del tagliamento, delle proposte enogastronomiche che non mancano. Naturalmente non sarà trascurato l'aspetto tecnico, visto che un gruppo di campioni africani sarà al via garantendo spettacolo nello spettacolo. Sentiamo quello che hanno detto alcune delle autorità politiche intervenute. Rinnovo i ringraziamenti naturalmente all'Associazione Apicilia per il grandissimo lavoro che porta avanti. Ho avuto l'onore di partecipare alla prima evento che ha organizzato in piena pandemia con tantissimo entusiasmo. Quello a cui parteciperemo questo fine settimana, quindi, a quell'entusiasmo porterà anche finalmente delle condizioni migliori, anche una diversa disposizione di tutti coloro che parteciperanno a questa meravigliosa corsa. La tisana legata appunto al tagliamento con questo filo rosso, no, che collega un pochino la nostra storia o il nostro territorio e anche il nostro futuro. Benissimo quindi che sia stata collegata a ricordo di eventi e persone molto importanti per le comunità di questo territorio e quindi per la comunità di Latisana e per quella di Ronchis, e che sia legata al nostro fiume, che anche adesso insomma è oggetto di tanti interventi per la messa in sicurezza e però di tanti eventi che ci portano ad apprezzare questo fiume e il nostro meraviglioso territorio. Terza edizione questa della Team Entran 10K, quindi ormai già rodata, manifestazione che quest'anno viene arricchita dalla presenza di personaggi legati al podismo di fama internazionale, portando la Tisana così anche alla ribalta nazionale e internazionale assieme al nostro comune contermine Ronchis, che ci aiuta nella realizzazione di questo bellissimo evento che fa scoprire ai partecipanti e a tutti quanti quelli che seguiranno la trasmissione o vedranno le immagini quanto sia bella il nostro territorio, il fiume Tagliamento, quanto possa essere paradisiaca questa zona e quanto può essere anche pericolosa sempre il Tagliamento quando si ingrossa. Bello il fatto che legato all'evento sportivo ci sia ricordo di due persone legate al territorio latisanese e roncolese, due persone che hanno dedicato la loro vita alla socialità, all'ordine, all'abnegazione. Tutto questo anche per insegnare alle nuove leve quello che è lo spirito sportivo del podismo. Grazie. Per il comune di Ronchis che rappresento è un grande onore partecipare a questa competizione, visto che la competizione appunto partendo dalla Tisana arriva fino nel territorio del comune di Ronchis, dove quest'anno abbiamo pensato di istituire un traguardo volante al Giro di Boa per dare maggiore competitività e anche piacere di vedere la gara con questo traguardo volante. Così anche la gente ha la possibilità di vedere il paesaggio che è caratteristico del Tagliamento lungo le sponde di Latisana e di Ronchis. Sicuramente tutto questo è frutto di una sinergia fra le due comunità, che non sono solo dell'amministrazione comunale ma di tutte le altre componenti di volontariato che fanno sì che questa manifestazione possa continuare e migliorare sempre di più. E con questo termina qui anche la nostra puntata settimanale. Grazie per l'attenzione, arrivederci a lunedì prossimo.